Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane densa di contenuti. Torna la rubrica Cuore di Marca, vi presenteremo una nuova associazione, Treviso Bulls, e poi andremo in Green e Pink. Altra rubrica, in quel di Fregona siamo andati a conoscere una realtà davvero tutta da scoprire. Parleremo di ortaggi dal Cansiglio. Intanto in questi giorni è decollata la grande festa del radicchio a Rio San Martino, 3 settimane dense di appuntamenti. Ma vogliamo invece cominciare dal raccontarvi il bilancio sociale di un fondo integrativo dedicato agli artigiani. Il servizio. Ha presentato il suo quinto bilancio sociale Sani in Veneto, fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, che interviene a sostegno delle spese sociosanitarie di lavoratori e imprese con aiuti e risposte concrete tagliate su misura. Noi abbiamo più di 140.000 iscritti e tocchiamo tutto il territorio del Veneto, e questa io penso sia la cosa più importante, che riusciamo ad arrivare anche ai piccoli paesi con i nostri sportellisti, che sono, diciamo, una parte molto importante della nostra struttura. 226 sportelli, 493 strutture private convenzionate, quasi 12 milioni di euro liquidati. Questa la misura dell'integrazione tra pubblico e privato offerta da Sani in Veneto nel 2023. Sappiamo oggi quanto il sistema stia soffrendo, e quindi il sistema sanitario universalistico, e noi dobbiamo difendere questo sistema sanitario sancito dalla nostra Costituzione. È chiaro che oggi la sanità integrativa comunque aiuta e dà di supporto a questo sistema, mantenendo però i principi cardine, che è quello del sistema universalistico, dell'accessibilità e dell'equità. Un contesto in cui si inserisce anche il progetto di integrazione avviato con l'ULSS 8 Berica di Vicenza e con l'azienda ospedaliera Università di Padova. Collaborazioni che consentono di ampliare ulteriormente i servizi forniti, ottimizzando le modalità di erogazione, con un indubbio vantaggio per tutte le parti coinvolte. Abbiamo tutti i nostri sportelli che raccolgono le informazioni direttamente dai lavoratori e dai nostri imprenditori. Riusciamo a rispondere in tempi brevi a quelle che sono le esigenze del territorio per quanto riguarda la parte sanitaria. Come iscritti abbiamo una disponibilità, un affidamento di erogazione delle liquidazioni entro 3 settimane, c'è un portale con più di 3.600 prestazioni che vengono date per poter affidare a questo una struttura sanitaria. Ricordiamo che sanità è una sanità integrativa, noi siamo per la sanità pubblica, stiamo dando risposte importanti a familiari, imprese e lavoratori che lavorano assieme. E non sono mancati gli interrogativi sul futuro della sanità integrativa. Una sanità integrativa che si muove fuori in qualche modo dal proprio guscio delle relazioni industriali e comincia appunto a interloquire, a interagire e a conoscere la sanità pubblica, muovendosi quindi in un contesto di un sistema sanitario, e quindi questo sicuramente il Veneto rappresenta un terreno di sperimentazione molto importante per l'avvio e il proseguimento di un'interazione tra sanità integrativa e sanità pubblica, creando appunto delle sinergie utili a entrambi i sistemi.